Processo Banca Popolare di Vicenza, nuovo round e probabilmente l'ultimo in tribunale a Borgoberga. Le udienze infatti è deciso si spostano dal 24 gennaio in aula Bunker a Mestre, ma non è l'unica notizia della giornata. A sollevare scalpore la decisione del giudice Lorenzo Miazzi di escludere la costituzione di parte civile della Regione Veneto e di altri soggetti. Sarebbero arrivate fuori tempo massimo, ovvero dovevano essere presentate entro la prima udienza del 1° dicembre. Non è escluso che gli avvocati facciano ricorso a questa decisione, compreso quello della Regione Veneto che è già peraltro al lavoro. In una giornata fatta di appelli di avvocati, verifiche e correzioni di errori materiali nella presentazione delle costituzioni di parte civile, l'esclusione della Regione Veneto dalle stesse lascia perplessi. Intanto è fitto il calendario delle udienze che la Corte ha stabilito da gennaio a luglio e tutte previste in aula Bunker a Mestre. Per noi non cambia nulla, noi ci saremo, tutti gli operatori ci saranno, gli avvocati ci saranno, le associazioni ci saranno, non è un problema, andiamo avanti. La speranza di tornare a Vicenza non appena il Presidente Rizzo avrà concluso questa gran iniziativa che sta cercando di perseguire per mantenere il processo a Vicenza. La prima udienza dopo la pausa natalizia per il 24 gennaio sarà probabilmente destinata alle eccezioni degli avvocati e degli imputati sulle costituzioni di parte civile, ma tra gennaio e febbraio sono 11 le udienze fissate a distanza di pochi giorni una dall'altra, un tour de force. In agenda, anche se non ancora sicuri se si rimarrà a Mestre, il giudice Miazzi ha fissato altre 28 udienze dal 2 aprile al 16 luglio.